Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati dal Palapettillo di Latisana, la seconda semifinale della Coppa Regione Friuli Venezia Giulia, riservata alle squadre di Serie C Silver. In campo i padroni di casa della Vida Lancia con coach Radegonda in panchina al posto di Paolino Mercadante, che ai lui è fermo a letto a causa di un forte attacco febbrile, opposti al Michelaccio San Daniele, che è una delle formazioni che quantomeno negli ultimi anni ha gioito di più anche in Coppa Regione. Andiamo a vedere i quintetti, mentre è iniziata sul serio fin dalle prime battute la contesa per la Vida Lancia Tagliamento, che è in campo con il numero 7 Carnieluti, il numero 8 capitano Mauro Maran, il numero 13 Giancarlo Palombita, che è andato a segno da 3 punti poco fa, il numero 14 Paride Bianchini e il numero 16 Gianmarco Morettuzzo. La formazione collinare invece, con coach Enrico Sinone in panchina, presenta il classico quintetto: Thomas Pellarini numero 5, Colutta numero 6, numero 10 Michele Boltoluzzi, numero 12 Luca Tosoni, numero 14 Federico Bellina. Gli arbitri di questo incontro sono i signori Cottugno e Lucioli. Nella prima semifinale, che è terminata una mezz'oretta fa, la UBC Latte Carso ha battuto in rimonta la Goriziana, una ginnastica goriziana di coach Glessi, che pareva avere, soprattutto nel quarto periodo, il pallino del match in mano, salvo poi sciogliersi davanti a una zona 2-3 con cui la Latte Carso ha imbrigliato l'attacco orizontino, e Latte Carso che è riuscita a guadagnarsi dunque il biglietto per la finale. Nel frattempo si è spento il tabellone elettronico segnapunti di Latisana e il mitico Paolo Pettillo va a sistemare il tabellone. Vediamo cosa succeda. Non dovrebbe trattarsi di nulla di gravissimo, però sempre una pausa che non ci voleva, che comunque ci permette di apprezzare anche il pubblico delle grandi occasioni al Palasport di Latisana. Ecco che si è riacceso con il pronto intervento di Paolo Pettillo. Tagliamento Latisana che sta vincendo 5-2, e andiamo a recuperare il gioco. Palombita sotto blocco di Bianchini, che poi rolla verso canestro, preciso l'assist, altri 2 per Bianchini per Latisana, che ha iniziato bene. Latisana che organizza questa Final Four, presidente Giulio Pettillo, presidentissimo, presente a bordo campo, vorrebbe gioire con un successo dei suoi giocatori, che quest'anno gli stanno dando buone soddisfazioni, non in questa circostanza, anche perché Bellina con un pick and pop da 3 punti riporta sotto San Daniele. Maran prova a rispondere, tiro centrato a rimbalzo difensivo, anzi offensivo. Morettuzzo garantisce un extra possesso ai padroni di casa, ancora Maran ci riprova, lo sbaglia, e allora Carnieluti dice vabbè, allora se tiri sempre tu, io vado a prendermi il rimbalzo offensivo. Subisce il fallo di Colutta, non tagliato fuori Carnieluti. Ci sarà la rimessa in zona d'attacco per i Bassaioli. Tanto ringrazio Alberto anche per le immagini che vi arrivano dal Palapettillo. La Coppa Regione Friuli Venezia Giulia è uno degli eventi principali della stagione alle nostre latitudini per quanto riguarda la pallacanestro delle minors. Aran aggressivo, Morettuzzo allo scadere dei 24 secondi, Palombita deve forzare una situazione, pallone che non prende niente, e allora torna in difesa la Vida Lancia Latisana con 2 punti di vantaggio sul Michelaccio San Daniele, e Capitan Pellarini può impostare un'altra azione offensiva dei collinari. Boltoluzzi va via a Maran sullo stretto, sul palleggio d'incrocio c'è il fallo del giocatore di San Giorgio di Nogaro.
Bellina, Pellarini contro Moletuzzo, Pellarini da 3 punti, porta in vantaggio Michelaccio, marchio del Pella. Quante ne abbiamo viste questi anni, direi in questi decenni a questi livelli. Malan, c'è un cambio difensivo, quindi mismatch che porta Moletuzzo a giocarsela contro Tosoni, sbaglia Moletuzzo dall'angolo, il rimbalzo è per Pellarini che accelera, fa viaggiare la Tisana, ma bravo, quasi bravo Palombitta, per poco non riusciva a recuperare il pallone. Mancano 6 minuti e 26 secondi al termine del primo periodo, +1 per chi attacca, vale a dire Michelaccio San Daniele. Tosoni carica a Pellarini, palleggio al stilo da 3 punti, sbaglia. Bellina, rimbalzo offensivo, si fa beffe dell'intero reparto lunghi del tagliamento della Tisana. Il fallo è di Carnielutti, ci saranno 2 tiri liberi per Federico Bellina. Per Palombitta il primo fallo in lunetta con 2 tiri liberi, Federico Bellina. Mette punti su referto il lungo gemonese. Palombitta, step back, tiro da 3 in faccia a Colutta sul secondo ferro, il rimbalzo è per Bellina. Pellarini può carburare un'altra transizione offensiva san danielese. Tosoni aggressivo, un paio di virate nell'angolo a Colutta da 3 punti, sbaglia Leo, ancora un rimbalzone per Palombitta che si sta facendo vedere anche in fase difensiva, poi non si intende con Bianchini che esagera con un passaggio d'uscita. Incertezza per pari De Bianchini, palla regalata dalla Tisana a San Daniele. Bortoluzzi, Colutta vuole un velo di Tosoni, poi in difficoltà, poi Leo Colutta deve sparare allo scadere dei 24 secondi una tripla senza troppo costrutto che a malapena scheggia il ferro. Palombitta trova a rimorchio Carnielutti, azione eccellente, ottima visione periferica di Giancarlo Palombitta. Carnielutti è lungo, dinamico, capace di essere pericoloso in transizione. 2 punti per la Tisana. Sbaglia ancora Colutta e allora ancora Palombitta può organizzare un'altra azione, più o meno la stessa cosa di prima, solo sul fronte opposto. Ancora taglio e ricezione dinamica di Carnielutti, altri 2 per la Tisana che recupera ancora questo possesso. Maran, Bianchini, extra pass per Moletuzzo, Palombitta decide di giocare contro la difesa schierata, mancano 4 minuti e mezzo al termine del primo periodo. Maran contro Pellarini, sbaglia il tiro da 3 forzato, era senza ritmo l'attacco da tisanese. Pellarini è già dall'altra parte. Fallo del numero 8 Mauro Maran, per lui il secondo fallo. Nel frattempo Radegonda richiama in panchina Maran e manda al suo posto in campo il numero 10 Gabriele Mainardi, e Bellina ha il più facile dei canestri in terzo tempo. Perso le sue tracce Bianchini che lo stava inseguendo, non benissimo in difesa la Tisana in questa circostanza.
Palombita da 3 punti, Giancarlo Palombita la butta dentro, segna il suo secondo canestro da 3. Bortoluzzi prova a rispondere ma manda la palla direttamente negli spogliatoi volendo servire Colutta. +2 per la Tisana, 3:38 al termine del primo periodo. Vedete che i padroni di casa hanno ancora un fallo da spendere prima di esaurire il bonus, ne ha 2 invece San Daniele ancora da giocarsi. Con la Palombita in uscita dai blocchi, fronteggia il canestro Carnielutti, fade away dall'angolo. Carnielutti è on fire questa sera, ha segnato 6 punti, uno più bello dell'altro, soprattutto con grande pulizia tecnica. Migliorato tanto Giorgio Carnielutti dai tempi in cui giocava da giovanissimo uscito dal vivaio della Credi Friuli Cervignano. Palombita, una virata ancora, Carnielutti, qui forse c'era anche un contatto e dalla panchina salgono le proteste di Radegonda che si piglia un inevitabile tecnico. Nel frattempo la Vida Lancia esce Palombita ed entra Coassin con il numero 11, Pietro Coassin. Tanto Bellina amministra i tiri liberi del tecnico, segna l'unico personale a sua disposizione e ci sarà ancora la rimessa in zona d'attacco verso la zona d'attacco per Michelaccio San Daniele. Altro fallo, stavolta di Bianchini ai danni di Bellina sul blocco che intendeva favorire l'uscita di Colutta, anzi no, è Colutta che ha subito il fallo e si presenta in lunetta perché la Tisana ha esaurito il bonus. Sbaglia il secondo personale Colutta e Mainardi imposta l'azione offensiva del tagliamento Vida Lancia alla Tisana. Bianchini cerca prima l'alto basso con Carnielutti, al quale sfugge la boccia in ball handling. C'è un cambio anche per Sinone che spedisce sul parquet Barazzutti e Simonutti, numero 4 e numero 7. Radegonda manda in campo di nuovo Palombita al posto di Molettuzzo e ora tocca a Barazzutti giocare da playmaker in casa il Michelaccio. Bellina, intanto che Jacopo Di Just, numero 20 maglia arancione, eccolo possesso palla, Colutta spara la tripla in faccia a Carnielutti, la sbaglia, rimbalzo lungo proprio di Just che poi va a cercare Gloria sotto canestro, sbaglia l'appoggio, riparte la Vida Lancia con Palombita, la palla da Carnielutti arriva a Mainardi che sbaglia il tiro da 3 aperto. Colutta, Simonutti, si cerca il post up di Bellina, anticipato, anzi raddoppiato addirittura il giocatore con il numero 14 maglia arancione. Colutta deve accelerare le operazioni perché stanno scadendo i 24 secondi. Palla arriva di Just che si è aperto per il tiro da 3 sul primo ferro, rimbalzo di Carnielutti che è stato compagno di squadra di Just in quel di Cervignano anni fa. Simonutti abile a lucrare, a derubare la Vida di un possesso sul passaggio di apertura. Colutta cerca una cosa difficile, il possesso è però sempre per San Daniele. Mancano 7 secondi allo scadere dei 24 a disposizione dei collinari per andare al tiro. Colutta in uscita dai blocchi sbaglia il tiro da 3 punti frontale e Bianchini
recupera il possesso. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo periodo. Match sempre in equilibrio. Coassin sotto il blocco di Bianchini. Coassin arriva al ferro, subisce il fallo di Just che ha calato la mannaia. +2 per la Tisana, ma ci sarà Pietro Coassin in lunetta con i tiri liberi. Nel frattempo entra anche Matteo Cella, numero 18 del Michelaccio, il capitano collinare, e rientra anche Tosoni al posto di Bellina. Ultimo minuto del primo quarto. Barazzutti, sale Cella, Tosoni al quarto di campo libero per l'1 contro 1 con Carnielutti. Alla fine voleva servire, non ho capito chi, la palla arriva ai refertisti. +4 e palla in mano per la Villa Lancia Tagliamento La Tisana in questa seconda semifinale della Coppa Regione Friuli Venezia Giulia 2017-2018 al Parapettillo di via Bottari. Palombita dietro il blocco, sbaglia, ma a ribalzo offensivo Carnielutti tiene sulla Villa Lancia. Siccome la palla non aveva toccato il ferro, non è stato resettato il cronometro di 24 secondi. Adesso può andare fino in fondo Barazzutti. No, ci sono un paio di secondi di discrepanza tra il cronometro di 24 e quello della partita. Barazzutti, c'è di Just in zona per il blocco, è un probabile pick and roll. Barazzutti mette il ritmo, Cella che spara il jump in sospensione senza prendere nulla. Manca 1 secondo e 8 decimi al termine alla prima sirena. Vediamo cosa si inventa la Tagliamento Villa Lancia La Tisana. Infrazione di 24 secondi rimessa a Tisana, meno di 2 secondi da giocare. La preghiera di Palombita non va e finisce qua il primo tempo con i padroni di casa avanti di 4. Secondo periodo a La Tisana in campo i padroni di casa della Villa Lancia Tagliamento in maglia blu e il Michelaccio San Daniele in maglia arancione. La seconda semifinale della Coppa Regione riservata alle squadre di serie C Silver in Friuli Venezia Giulia. Coppa Regione che ha già la prima filanista, la UBC Latte Carso Udine, che nella prima semifinale ha battuto in rimonta la ginnastica goriziana. +4 per la Tisana che è in attacco dopo i primi 10 minuti. La Tisana che è in campo con Palombita, Carnielutti, Coassin, Mainardi e Sbicego numero 6, mentre San Daniele è in campo con Barazzutti, Simonutti, Tosoni, Di Just e Cella che commette fallo sulla partenza incrociata di Palombita. Palombita è già a quota 8 punti con 2 triple. Carnielutti, Coassin attende il movimento dei suoi, poi attacca il canestro, palleggio, resto e tiro, sbaglia e Sbicego riesce a buggerare Di Just che non opera il tagliafuori. Infatti poi lo stesso Di Just chiede scusa alla propria panchina. Palombita fa partire un missile per premiare proprio Sbicego sul pick and roll, il passaggio viene intercettato da Simonutti. Barazzutti nell'angolo, deve attaccare il canestro. Barazzutti prova a superare Coassin che però scivola bene con il playmaker ex Tarcento e anche ex UBC e anche ex APU. È una girata di squadra anche Barazzutti. Palombita
Mainardi va a sfidare Di Just e Simonutti. È fortunato che la palla carambola sul corpo dello stesso numero 7 arancione. Coassin sbaglia la tripla frontale, rimbalzo di Just e il Michelaccio può tornare in transizione offensiva. Tosoni sulla corsa, aveva visto anche Cella. Di Just si libera dei difensori, sbaglia, rimbalzo, l'ultimo a toccare è Tosoni, smanaccia la boccia. Di Just voleva anche il fallo e forse non ha tutti i torti. La rimessa è comunque per la Vida Tagliamento Latisana. Anche Enrico Sinone cerca di perorare la causa collinare chiedendo il fallo. C'è intanto anche da asciugare il pallone. Sempre 14-18, vale a dire il risultato con cui si è chiuso il primo quarto. Tanti bambini. Una bella festa alla Tisana, c'è tanta gente al Palapettillo di Via Bottari. Palombita, Sbicego va per le terre Tosoni, deve inventare Palombita, trova un ottimo scarico per lo stesso Sbicego che sbaglia poi il facile appoggio e commette un fallo di frustrazione. Fallo del numero 6 Davide Sbicego. Esce tempo il numero 6, no, e invece resta in campo Sbicego, è il suo posto assieme a lui sul parquet. Rientra Bianchini che prende il posto di Carnielutti. Tosoni attacca il canestro sulla partenza incrociata, ancora Sbicego commette fallo. Fallo del numero 6 Sbicego, per lui è il secondo fallo. Bravo Barazzutti che prende l'iniziativa sul lato sinistro, tira sulla testa di Coassin, guardate Gonda che fa una ramanzina al suo numero 11. Palombita aggressivo su di lui Cella, Palombita lo punta, dietro il blocco di Sbicego, nell'angolo per Bianchini che ha un tiro aperto, era più che altro un cross a cui mancava solo il centravanti per il colpo di testa nel 7 sotto la traversa. Mamma mia, Bianchini almeno ferro prendilo. Dal gomito dell'area Tosoni sbaglia il jump e riparte la Tagliamento Latisana con Palombita in transizione, tiro da 2, se va, no, tiro da 3 invece, mi sembrava avesse la luce sull'arco dei 6,75, gli arbitri assegnano la tripla a Giancarlo Palombita e c'è un time out chiesto da Sinone sul più 5 per la Tisana. Time out chiamato da 7 minuti da giocare nel secondo quarto, punteggio 16 San Daniele. Dopo il time out in campo Michelaccio deve recuperare 5 lunghezze. Barazzutti sul tagliero prima di Tosoni, poi di Just. Di Just rolla verso il canestro, la palla però viene conquistata da Mainardi che lancia Palombita, l'angolo per Coassin, a palla appena scheggia al ferro Coassin, era una buona azione, c'era anche un buon tiro da prendere questo per il numero 11 in maglia nera. Intanto esce Mainardi, rientra in campo, anzi rientra in campo Molettuzzo che faceva parte del quintetto base di Radegonda, coach che sta sostituendo come capo allenatore quest'oggi Paolo Mercadante, a letto con la febbre della Tagliamento Latisana Vida Lancia. Manca anche Andrea Campanotto, pure lui in cattive condizioni fisiche. Coassin, Molettuzzo, attacca il canestro, Molettuzzo viene sgambettato da Di Just e quindi ci saranno 2 tiri liberi per fallo del numero 20 Just. Gianmarco Jimmy Molettuzzo. Per Di Just
Bellina, il numero 20 di Giust per il numero 10 Bortoluzzi, 2 tiri liberi per Gianmarco Moretuzzo. Simonutti poi sbaglia da sotto per nessun rimbalzo e dice a Tosoni: Tops, tira tu che io sono raddoppiato. E Tosoni di sinistro ne appoggia 2 alla tabella. Palombita nell'angolo per Moretuzzo da 3 punti sul secondo ferro, quindi qualche problema in ball landing per Miki Bortoluzzi. Barazzutti rolla verso il canestro, ancora Tosoni, stessa azione, stesso tiro di prima praticamente dalla stessa posizione, stesso risultato, altri 2 per Luca Tosoni e quindi ricuce il Michelaccio. Quassin, Palombita da 3, Palombita torna a segnare da quella piastrella da cui ha realizzato anche i 2 tiri da 3 punti del primo quarto che aveva messo a segno. Palombita, pericolo pubblico numero 1, 2, 3, 4 e anche 5 per la difesa sanrese. Tosoni sbaglia la 3, rimbalzo lungo dopo il tap out dello stesso Palombita e di Bianchini. Coassin in terzo tempo, fatto tutto molto bene da Tisana, ma non sono sicurissimo che a Enrico Sinone sia piaciuta la transizione difensiva dei suoi. Fossi io sulla panchina collinare sarei tutt'altro che felice. Nel frattempo rientra Leo Colutta e rientra anche Pellarini al posto di Simonutti e Barazzutti. Fallo del numero 11, Quassin, secondo fallo per la Tisana, rientra il numero 8 Maran, mentre per San Daniele rientra il numero 5 Pellarini. Fallo in attacco, fischiato contro il numero 14 Federico Bellina. Per Bellina si tratta del primo fallo, rimessa la Tisana. Siamo nella seconda metà del secondo quarto. Da Svicego a Palombita, da fermo in faccia a Colutta, sbaglia Palombita, Bortoluzzi, Pellarini, ribaltallato per Colutta, sempre gioca 5 fuori la formazione collinare, poi Bellina va a prendersi il post up, chiuso bene da Bianchini, ancora Bellina che fa il periplo dell'area e in terzo tempo segna sulla testa di Bianchini. Si è messa a zona San Daniele. Moretuzzo, Bianchini, ribattallato per Svicego, ancora Palombita nell'angolo a Maran da 3 punti, fadeaway. Classica azione del giocatore di San Giorgio di Nogaro. Prova a rispondere adesso Michelaccio, un po' sbasso Bellina, l'ultimo a toccare la palla prima che esca dal campo è Bianchini, ma la Tisana con la tripla di Maran è andata a più 8 sul 30-22, mancano 3 minuti e 10 secondi al termine del secondo quarto. Fallo del numero 8 Maran per il capitano della Vida la Tisana, il terzo fallo, cambio la Tisana, esce proprio Maran ed entra con il numero 9 Mattia Calasso. Dopo i cambi in attacco il Michelaccio, Pellarini, uscita dai blocchi di Bortoluzzi, inseguito
dal numero 9 Mattia Galasso, è entrato nelle fila dei Bassaioli. Proprio lui va a commettere fallo su Bortoluzzi. Dal momento che la Tisana ha esaurito il bonus, ci sono 2 tiri liberi per il giocatore di Ragogna. Preciso ai personali, chiuso a -6. Palombita. Sale Bianchini a portargli un blocco, Morettuzzo indeciso, Bianchini alto-basso su Sbicego che è lasciato libero sulla linea di fondo, Bellina era andato ad aiutare, Tosoni non ha chiuso, 2 punti facili per la Tisana che ritorna a +8. Pellarini, Tosoni al ferro, sbaglia il layup, era un tiro facile per lui, fatto tutto bene tranne l'appoggio, e Palombita rallenta un po' il ritmo, chiama lo schema testa con il doppio post alto, Morettuzzo da 3 punti, sfortunato, la palla danza sull'anello ma poi esce. Pellarini si palleggia sul ginocchio, non un errore da Pella. Recupero facile per la Vida, tagliamento la Tisana che ha un'opportunità in attacco. Siamo già negli ultimi 2 minuti del primo tempo. Poi Galasso sbaglia, restando il fianco al recupero e contropiede di Pellarini. Mai andare così superficiali sulle linee di passaggio quando c'è il Pella di mezzo. Pellarini recupero e subisce fallo, quindi 2 tiri liberi per il playmaker da una vita a San Daniele. Automatico dalla linea Pellarini e mette altri 2. Mainardi, Palombita non aspetta il blocco di Bianchini perché decide di tirare, ha ragione lui, da quella posizione lì Palombita stasera è mortifero, segna la sua 4ª tripla. Colutta mette in ritmo il custode del Palasport, voleva servire Pellarini, palla è finita tra il pubblico, +9, massimo vantaggio per la Vida, tagliamento la Tisana. Ancora Palombita, stavolta sbaglia, ma rimbalzo lungo e preda di Bianchini che regala l'extra possesso ai padroni di casa. Sono in campo con Mainardi, Morettuzzo, Bianchini e Sbicego che va al tiro frontale dall'angolo, sbagliandolo. Bortoluzzi carbura la transizione offensiva collinare. Bortoluzzi, pick and pop di Bellina che poi va in entrata verso canestro, tiro a sospensione addirittura di Federico Bellina, fatto bene. 40 secondi al termine del primo tempo, prova a restare agganciata al match il Michelaccio San Daniele. Palombita aspetta l'uscita dei blocchi di Morettuzzo, c'è Bianchini in zona per il blocco. Morettuzzo sulla iniziativa verso la linea di fondo subisce fallo e va lunetta con i tiri liberi perché anche San Daniele ha esaurito il bonus. Secondo fallo personale, 2 tiri liberi per Gianmarco Morettuzzo. Segna solo il secondo personale a sua disposizione Morettuzzo. Torna +8 la Tisana
Sono meno di 2 secondi di discrepanza tra il cronometro del 24 e quello della partita, quindi non può andare fino in fondo San Daniele. In ogni caso quasi Palombita, anzi si recupera la Tisana con lo sforzo di Palombita. Bianchini arriva a rimorchio con un dai e vai, poi Bellina tenta la preghiera che non viene accolta dall'idea del basket, e quindi il primo tempo va in ottivio con la Tisana a più 8. San Daniele 28, la Tisana. Mm. 28-36 più 8 per la Tisana, il punteggio dopo i primi 20 minuti, e inizia il terzo quarto di questa seconda semifinale della Coppa Regione 2017-2018, riservata alle formazioni di Serie C Silver in Friuli, Venezia, Giulia. La Tisana che ha il secondo attacco del terzo quarto dopo che San Daniele ha buttato via la prima opportunità. Palombita già in doppia cifra, serve Mainardi che ha metri di spazio per caricare la Berta dai 6,75, ribalzone per Di Just dopo l'errore del numero 10 maglia nera. L'altro numero 10 Bortoluzzi arriva al ferro in coast to coast senza opposizione, 2 per Michele Bortoluzzi che è sul parquet assieme a Di Just, Bellina, Simonutti e Pellarini, mentre la Tisana è in campo con Morettuzzo, Mainardis, Palombita e le Twin Towers Bianchini e Carnielutti. Pellarini deraglia Pellarini, alla fine è fortunato perché Mainardi tocca per ultimo. Ci sarà la rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio San Daniele. Nella prima semifinale l'Ubici Lattecasso ha battuto di molto la ginnastica goriziana e quindi attende di sapere contro quale avversaria disputerà la finalissima, sempre qui al Palasport di via Bottari a Latisanotta. Simonutti da 3 punti, tiro sbagliato, rimbalzo per Jimmy Morettuzzo che consegna la boccia nelle mani di Giancarlo Palombita. Solito doppio post alto, Palombita accelera e in caduta riesce a tirare sbagliando Bortoluzzi va a trovare il fallo di Mainardi. Ci sarà la rimessa in zona d'attacco per i collinari. Simonutti, Bellina in taglio, sbaglia Simonutti il passaggio, prestando il fianco al contropiede del tagliamento della Tisana, sbaglia Palombita, poi sul rimbalzo offensivo Morettuzzo subisce fallo. 8-16 al termine del terzo quarto, più 6 la Tisana, a palla in mano. Vediamo se riusciamo a deciderci su dove battere la rimessa in gioco. Mainardi, Carnielutti sale per il blocco, fine la palla ritorna in mano a Mainardi che deve però accelerare le operazioni perché stavano scadendo i 24 secondi. Sul scivolamento c'è il fallo difensivo di Pellarini. Secondo me è la palla persa da Mainardi che è andato a rischiare un'entrata sulla linea di fondo, aveva anche messo il piede fuori dalla linea, oltre la linea di fondo. 14 secondi a disposizione di la Tisana, tiro da 2 di Mainardi che aveva la luce sull'arco dei 6,75, si fa perdonare il mezzo errore precedente e torna avanti di 8 la Tisana. 7,50 al termine del terzo quarto. Bortoluzzi, il blocco di Bellina, Bortoluzzi accelera e subisce il fallo di Palombita. Fallo del numero 14, Paride Bianchini. Per Bianchini il primo fallo, rimessa Michelaccio.
Michelaccio. Altra rimessa in zona d'attacco per Michelaccio San Daniele. Simonutti ferma palleggio in maniera pericolosa, arriva al suo soccorso Bortoluzzi che al quarto di campo libero spara la tripla, si stampa sul ferro, tap out di Bortoluzzi. Pellarini con il suo classico tiro con due palleggi in mezzo ai difensori. Al rimbalzo difensivo c'è il fallo di Bianchini che tiene in zona d'attacco il Michelaccio San Daniele. Primo fallo. Bortoluzzi dopo la magia in ball handling di Pellarini alla fine mette d'accordo tutti Carnielutti con il ribalzo difensivo. Palombita accelera, slalomeggia in mezzo alle maglie arancioni, subisce il fallo di Simonutti. Fallo del numero 7 Simonutti. Primo fallo. Stranamente Carnielutti sbaglia il più facile degli appoggi e dall'altra parte Molettuzzo accompagna fuori dal campo Bortoluzzi che se la ride. Ora c'erano due contatti sia da una parte sia dall'altra, oppure ha fatto bene gli arbitri a lasciar correre, diciamo pareggiando i conti. 6:45 al termine, Palombita da 3 punti ancora, Giancarlo Palombita, il pistolero è infuocato stasera, ha segnato quello che credo sia, se ho contato bene, il quinto canestro da 3 della sua partita. Rimessa in zona d'attacco per Michelaccio, Pellarini, Bortoluzzi vuole rispondere, Bortoluzzi attacca il canestro, Simonutti, problemi di ball handling, alla fine c'è il fallo di Palombita che protesta, ma mi sembra giusta e corretta la chiamata arbitrale. Numero 13 Palombita, terzo fallo. D'altronde, da che conosco Palombita, che ha commesso il suo terzo fallo, non è mai stato contento di una decisione arbitrale contro di lui da quando giocava nel mini basket, e ci sta che anche in questo caso, preso anche dalla transagonistica, abbia protestato, ma il fallo ci stava. Simonutti a rimbalzo offensivo c'è invece il fallo di Just, che poi commette anche l'ingenuità di protestare davanti all'arbitro che gli affibbia un fallo tecnico, quindi Just rischia di regalare al tagliamento Villa Lancia Artigiana la possibilità di allungare con decisione. Sono già più 11 i padroni di casa, terzo fallo per Di Just, ma c'è Palombita in lunetta con i tiri liberi del tecnico, quarto fallo addirittura per Di Just, terzo e quarto fallo in attacco e fallo tecnico, quindi fuori dalla partita Jacopo Di Just. Palombita avrà il tiro libero e poi ci sarà la rimessa in zona d'attacco, verso la zona d'attacco per la Villa Lancia, che è già a più 12 con palla in mano. Spreca tutto però Bianchini con un passaggio piuttosto svogliato verso Carnielutti. Infatti giustamente Palombita lo redarguisce. C'è un time out chiesto da Sinone con la Tisana più 10. Time out richiesto dalla panchina di coach Radegonda, punteggio 32 San Daniele 42, la Tisana 5 minuti e 59. Dopo time out con la Tisana più 10, i padroni di casa sono in attacco. Mainardi lasciato libero di tirare da 3 punti da un pigro Pellarini in difesa, più 13, massimo vantaggio per la Villa Lancia. Sinoni non posso dire che si metta le mani nei capelli perché non li ha, però
sicuramente inizia a preoccuparsi sul serio nel vedere i suoi giocatori incapaci di contrastare, soprattutto in difesa, i Bassaioli. Bortoluzzi prova a metterci una pezza con i tiri liberi per il fallo che ha guadagnato. Sembra segna entrambi i personaggi a propria disposizione Micchi Bortoluzzi. Mainardi, Palombita, esce dai blocchi Maran, inseguito da Pellarini, che conosce benissimo i pericoli che Mauro Maran può procurare alla formazione collinare. Carnielutti di tocco con Veronica e semigancio destro. Carnielutti sta diventando, anzi è diventato un giocatore tecnicamente sopraffino a questi livelli. Bravo Giorgio. Pellarini, che lo è sempre stato, un giocatore di assoluto rendimento, piazza il jump in palleggio. Due belle giocate. I ragazzini dovrebbero vedere e osservare e mettere in pratica esattamente ciò che hanno fatto prima Carnielutti e poi Pellarini. Carnielutti è l'ultimo a toccare prima che la palla esca dal campo. Siamo già nella seconda metà del terzo quarto. La Tisana in controllo della situazione, però San Daniele è ancora viva. Nel frattempo rientra Leo Colutta. Tosoni in post basso contro Carnielutti. Tosoni ha problema di girarsi, serve Pellarini che forse commette passi in partenza. Colutta da 3 punti in faccia a Palombita, sbaglia Colutta, rimbalzone per Mainardi. Maran, Mainardi dal lato destro, serve ancora Palombita, movimento Djordjevic di Mainardi che si trova libero di scoccare il jump dall'angolo, rimbalzo per Carnielutti. Maran, ancora Carnielutti che si accorge troppo tardi di essere sotto canestro, commette infrazione di passi. Mancano 4 minuti esatti al termine del terzo quarto, più 11 per la Tisana, ma San Daniele ha la palla in mano per colmare parzialmente il gap che la separa dai Bassaioli. Bellina, pick and pop, sbaglia, rimbalzo per Sbicego che è entrato al posto di Bianchini poco fa. Maran cerca un difficile passaggio nella tasca verso Carnielutti, si chiude la difesa, rimessa in zona d'attacco per la Vidalancia. Nel frattempo esce Mainardi, rientra Coassin nelle fila della formazione di Radegonda che stasera sta sostituendo come head coach Paolo Mercadante. Ricordiamo, la Vidalancia è anche senza Andrea Campanotto, anche lui vittima di uno stato febbrile così come il suo allenatore. Maran con l'end-off da Sbicego, tiro si stampa sul ferro, si salva in questa circostanza Michelaccio. Pellarini è già dall'altra parte, Pellarini a mezzo metro di spazio e allora piazza il suo classico jump in faccia a Coassin. Coassin, quello lì è Pellarini, se non gli metti il fisico addosso questi canestri li segna anche a occhi bendati. Palombita, altro passaggio nella tasca per Carnielutti, ma a questo punto San Daniele ha stretto un paio di maglie in difesa. Tosoni in qualche modo tenta il coast to coast, la palla è per i collinari in attacco. Rimessa in attacco per San Daniele. Solo che Colutta esegue la più brutta rimessa della storia del basket, prestando il fianco al contropiede della Vidalancia, chiuso da Coassin sull'assist di Palombita. Più 13 per la formazione del presidente Pettillo. Pellarini, occhiata a quello che succede in post basso. Bellina riceve contro Sbicego, c'è anche Carnielutti pronto a dare una mano. Tosoni taglia, Bellina, fade away sul giro e tiro sul secondo ferro, rimbalzo per Carnielutti. La Tisana ha la partita in pugno. Palombita da 3, anzi no, serve Coassin che si avvicina al canestro e ne mette altri 2.
inducendo Enrico Sinone a chiamare time out perché vede i suoi sbandare pericolosamente sul meno 13. Dopo il time out vediamo cosa combina il Michelaccio, che deve recuperare 13 punti. Tosoni dritto per dritto, classificazione a 4 ruote motrici del giocatore Carnico. Sono 2 punti per il meno 11 del Michelaccio. Siamo negli ultimi 2 minuti del terzo quarto. Palombita dietro il blocco di Carnielutti, Sbicego, Coassin da 3 punti, tiro aperto sbagliato, Sbicego all'imbalzo segue e converte il tap-in che riporta a 13 punti di vantaggio la Vida Lancia Tagliamento Latisana, seguita stasera da un più che discreto pubblico. Hanno almeno 400 persone qui al Palapettillo di via Bottari Latisana. Tosoni in ufficio, un po' sbasso, Barazzutti mette in ritmo Pellarini, extra pass per Collutta, tiro aperto per Leo da 3 punti, tiro insetticida, ha ucciso le mosche senza arrivare al ferro. Dall'altra parte Coassin, serve l'ottimo Carnielutti che taglia coi tempi giusti, bel assist di Coassin. San Daniele tirata da orecchi per il lento rientro difensivo, per non dire assente rientro difensivo. Pellarini palleggia destro e tiro, sbanda la formazione collinare. Palombita sente l'odore del sangue e vuole chiudere la contesa già ora. Carnielutti contro Tosoni, Carnielutti, giro e tiro, fade away, Carnielutti, sembra Kim Olajuwon stasera. Altri 2 punti eccellenti. Barazzutti accelera, poi serve Tosoni che arriva a rimorchio, si apre la difesa di Latisana come il Mar Rosso davanti a Mosè e Tosoni ne mette 2 facili. Ultima azione del terzo quarto, Palombita, Sbicego, sale ancora Palombita, sarà lui a prendersi l'ultimo tiro allo scadere. Finisce qua il terzo quarto sul punteggio di Latisana 57, San Daniele 42. Più 15 per la Vida Tagliamento Latisana nella seconda semifinale della Coppa Regione 2017-2018, riservata alle formazioni di Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia. Inizio del quarto periodo con i padroni di casa in attacco, palla persa però sull'asse Maran-Carnielutti. Simonutti, Barazzutti attacca il canestro, la butta lì ai 3,05 sperando di essere fortunato, la palla danza sull'anello, poi viene catturata da Carnielutti che subisce proprio il fallo di Barazzutti. Non nella migliore serata della stagione la formazione di Enrico Sinone, mentre la Vida Lancia Latisana, seppure senza Andrea Campanotto e con coach Paolo Mercadante a letto con la febbre, sostituito stasera dalla Degonda, sta avendo abbastanza agevolmente la meglio dei collinari che hanno di Just frenato da 4 falli personali. Quarto fallo è stato un tecnico preso dal giocatore di terza d'Aquileia. Nel frattempo Mauro Maran timbra il massimo vantaggio latisanese piazzando la bomba del più 17. Pellarini prova a rispondere e lo fa con la stessa moneta, vale a dire altra tripla per il Pella, che vuole dimostrare che San Daniele sia ancora in partita. Coassin nell'angolo a Palombita, Carnielutti ancora Palombita da 3 punti sull'end-off con Carnielutti e Palombita ne mette altri 3. Palombita, credo, se ho fatto bene i conti, dovrebbe essere arrivato a quota 21 punti. Barazzutti accelera, subisce il fallo di Maran. Fallo del numero 8.
fallo, 2 tiri liberi per Riccardo Barazzutti. Intanto esce Colutta, rientra Barazzutti nelle fila dei Collinari e entra Bortoluzzi e Barazzutti è in lunetta con i tiri liberi. Segnati entrambi. Senza troppa fretta Palombita supera la linea di metà campo. Coassin, Maran inseguito da Barazzutti. Maran sfrutta il blocco di Carnielutti, poi ha problemi di ball handling, sbaglia sul tiro ma aveva commesso anche infrazione di doppio palleggio Mauro Maran, regalando il possesso al Collinare, al team Collinare di coach Enrico Sinone. Barazzutti, Simonutti lungo la linea di fondo, ancora Barazzutti, gli lascia poco spazio Maran. Barazzutti deve inventare una strana Veronica a centro area, tiro mal consigliato. Carnielutti si coordina, sbaglia, poi sbicega l'imbalzo offensivo, subisce il fallo di Simonutti. Questa è una San Daniele con sostanzialmente 5 esterni, senza Di Just e senza Bellina. A buon gioco all'imbalzo offensivo la Tisana, che con Sbicego e Carnielutti ha centimetri e atletismo per fare la differenza sotto questo aspetto. Sbicego fa 2 su 2, 7:40 al termine. Comincia ad intravedere lo striscione dell'ultimo chilometro la Vida Lancia in fuga verso la vittoria che vale il biglietto per la finalissima di Coppa Regione, finalissima in cui la vincente di questa sfida affronterà l'Ubici Latte Carso, che nella prima semifinale ha sconfitto la Ginnastica Goriziana. Ricordiamo che in base alla formula a questa Final Four di Coppa Regione sono presenti le 4 migliori squadre classificate al termine del girone d'andata della stagione di C-Silver. Maran, Coassin, qualche contatto con Bortoluzzi, lasciano correre gli arbitri. Palombita allo scadere, anzi no, mancavano 6 secondi, ma Palombita praticamente da casa sua ne mette altri 3. Giancarlo Palombita, devastante questa sera, devastante Palombita, anche perché questo è uno di quei canestri che segano le gambe alla squadra che vorrebbe iniziare una rimonta. Terzo fallo, rimessa San Daniele. Bortoluzzi prova a rispondere ma sbaglia il tiro da 3 e giustamente ancora Palombita, one man show stasera alla Tisana, fa partire un missile terra-aria per Mauro Maran, azione fantastica di Palombita direttamente dal palleggio, dalla sua metà campo, un tracciante che Maran raccoglie e va a depositare. Idem fa Coassin, che sfrutta questo recupero difensivo con un parziale di 7-0 nell'ultimo minuto. La Tisana se ne va, prende il largo, chissà se il Michelaccio ha la forza per reagire, ma il cronometro ormai è arrivato a 5 minuti e 42 secondi alla fine. Prova Pellarini d'orgoglio a metterne 2. Palombita, Coassin subisce il body check falloso di Simonutti. Intanto Sinone ributta sulla mischia di Just, gravato di 4 falli, e Cella al posto di Tosoni e Barazzutti. Poi Bortoluzzi rovina addosso a Coassin commettendo fallo e ci sarà la rimessa in zona d'attacco per la Vida La Tisana.
Malan. Arriva Sbicego a portargli un blocco. Ancora Malan, oltre l'arco dei 6,75, spara la tripla, sbagliandola, rimbalzo lungo di Cargnelutti. Sempre Malan per Cargnelutti. Dai e vai. Senza opposizione difensiva, tutto facile per la Vida Tagliamento Latisana, e giustamente applaude la Radegonda che vede i suoi giocare molto bene. Cella contro Maran, Cella deve inventare spalle a canestro, il pallone con un effetto positivo viene risucchiato dall'anello. Palombita contro Cella, Palombita shakerà, poi serve Cargnelutti con un dai e vai. Palombita tenta un sottomano rovesciato complicato. Simonutti mette in ritmo Bortoluzzi, extra pass per Di Just, extra pass per Pellarini che rinuncia a tirare da 3 per prendersi un tiro forzato da 2. Il rimbalzo è per Mauro Maran. Corsin, Maran dall'angolo, segna anche Mauro Maran, facendosi beffe del close out di Cella. Gran canestro anche questo di Maran. Siamo negli ultimi 4 minuti, ormai la Tisana ha la partita in pugno. Anche il linguaggio del corpo dei giocatori di San Daniele tradisce una certa sicurezza nel fatto che la partita sia ormai andata. Time out Sinone. (3:45 al termine, più 19 per la Vida Tagliamento Latisana sulla Michelaccio San Daniele in questa seconda semifinale della Coppa Regione 2017-2018. La Tisana a Cargnelutti in post basso, sbaglia, poi Sbicego in acrobazia, sbaglia pure lui, aveva fatto tutto bene tranne il tiro. Ultima opportunità, o la va o la spacca per il Michelaccio per provare a rimettere in piedi un match che dal secondo quarto in avanti ha visto la Tisana prendere con decisione il largo, trascinata da un fenomenale Palombita. Cella ferma palleggio sul gomito dell'area, Simonutti tenta l'1 contro tutti, subisce, segna addirittura Simonutti e subisce il fallo di Mainardi. Potenziale gioco da 3 punti per Alessandro Simonutti. Che però sbaglia il personale aggiuntivo. È Mainardi a giocare da playmaker questi ultimi 2 minuti e spiccioli di partita. Maran, Cargnelutti in taglio, Cargnelutti appoggia 2. Cargnelutti, secondo me, assieme a Palombita, il fattore determinante per la vittoria questa sera di Latisana. Nel frattempo nel Michelaccio è entrato anche il numero 9 Filippo Domini, che sbaglia il tiro da 3 sul catch and shoot. Mainardi, Maran, va via Simonutti, poi tenta un difficile passaggio verso Cargnelutti. Cambio per Sinone che manda sul parquet il numero 8 Paolo Nicoloso al posto di Simonutti. Ormai anche San Daniele pare averla data su. Se osservate il linguaggio del corpo dei giocatori di Collinari, è proprio quello di una squadra che non vede l'ora di andare sotto la doccia, mentre Sbicego ne ha ancora per metterne altri 2. Anche Sbicego una buona partita, si è fatto sentire soprattutto a rimbalzo. Fa segno Domini. C'è in campo anche Tallone nelle fila
Michelaccio San Daniele, mentre Mainardi subisce il fallo di Cella. Fallo del numero 18, Cella. E anche la Degonda svuota la sua panchina, manda in campo il numero 5 Carlo Baldin e il numero 16 Jimmy Molettuzzo al posto di Maran e di un ottimo Carnielutti. Aveva già concesso anche la standing ovation a Palombita, che chiude con 25 punti e un clamoroso 8 su 15 da 3. Sbicego ancora a rimbalzo offensivo, ormai sulle ali dell'entusiasmo la Villa Lancia. Molettuzzo subisce il fallo di Domini. Fallo del numero 9, Domini. Primo fallo. In lunetta con 2 tiri liberi, Gianmarco Molettuzzo. Segna dalla lunetta Jimmy Molettuzzo, 1 minuto e mezzo al termine. Barazzutti e un manipolo di giovani in maglia arancione. Anzi no, è Bottoluzzi, numero 10. Sì, Barazzutti è uscito prima. Domini, passo d'incrocio e 2 punti. Mainardi. Molettuzzo. Con Mainardi sale Sbicego, sale anche Baldin, la palla arriva a Molettuzzo che tenta la tripla, la sbaglia, rimbalzone per Galasso, extra pass sotto misura per Baldin che segna con il fallo. Bravo Baldin, bravo anche Galasso, e Baldin festeggia come avesse segnato il punto decisivo nella finale olimpica. Esce anche Sbicego, al suo posto in campo il numero 15 Alessandro Stefanutti. Grandi festeggiamenti, giustamente, in casa Villa Lancia. Occhio a Baldin che sbaglia il personale, aveva la concentrazione del nonno che gioca a carte con i nipoti. Baldin, chiaro che poi tiro libero sia stata la classica conseguenza. Domini, il post basso, subisce fallo, ma mancano ormai 50 secondi al termine. Preciso ai tiri liberi Filippo Domini. Mainardi riposta una delle ultime azioni del match. Già festeggia il pubblico di fede latisanese. Stefanutti, Baldin nell'angolo per Molettuzzo. Molettuzzo, tiro del cameriere, sbaglia ancora Baldin a rimbalzo offensivo e ne mette altri 2 Baldin. Ormai proiettato nell'Olimpo dei giocatori della storia del tagliamento alla tisana, questi 2 canestri che ha festeggiato alla grandissima. Scena di giubilo al Palapettillo, mentre Nicoloso, un po' macchinoso dal post basso, e la partita finisce qui. Dunque seconda semifinalista è la Villa Lancia La Tisana, che giocherà l'atto finale contro la Latte Carso, più 21 il finale per la formazione di Radegonda. Grazie per averci seguito, grazie ad Alberto per le immagini, alla prossima!